Dovranno armarsi di tanta pazienza coloro che si metteranno alla guida per trascorrere le vacanze primaverili fuori casa o che hanno in programma gite fuori porta. Saranno infatti giornate di traffico intenso, quelle a ridosso delle festività pasquali sulle strade del Veneto. E quest'anno la Pasqua cade vicina ad un'altra festività, il 25 aprile. Per molti quindi un'opportunità di fare un weekend lungo e per chi non si accontentasse a meno di una settimana cade anche il 1° maggio. Diversi quindi i giorni di festa che favoriranno partenze e rientri. Concessioni autostradali Venete prevede una circolazione di veicoli superiore alla norma con bollino rosso per 5 giornate. Giovedì 17 aprile, primo giorno di chiusura delle scuole per chi viaggia in direzione Trieste, ma anche il 24 aprile, vigilia del Ponte della Liberazione, e il 30 aprile che precede la festa dei lavoratori. In direzione opposta verso Milano, attenzione in particolare alle giornate di lunedì 21 e domenica 4 maggio, contrassegnate sempre da bollino rosso per traffico intenso di rientro. Traffico comunque sostenuto e quindi bollino giallo è previsto in direzione Trieste nelle giornate di venerdì 18 e venerdì 25 aprile e il 1° e il 2 maggio e in direzione Milano martedì 22 aprile. Per fronteggiare il prevedibile aumento di veicoli in circolazione, CAV ha predisposto modalità operative di rinforzo alla normale gestione autostradale, finalizzate a garantire una maggiore scorrevolezza del traffico e la tempestiva informazione all'utenza.